Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta 02 66 20 35 29 e anche il numero per mandarci i vostri messaggi che è il 346 64 277 56. Buongiorno a Giulio Carnelli al di là del vetro in regia e buongiorno in collegamento telefonico con noi a Pietro De Leo, amico di RPL, giornalista del Tempo. Ciao Pietro, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Allora, come sempre disponibile, Pietro, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, è un piacere. Allora, tu ieri hai scritto sul Tempo un bellissimo articolo dove, insomma, metti in rilievo, fai proprio uno schema, un riassunto generale di quelle che sono le norme comuni ai grillini ed ai democratici. Parli di conflitto di interessi, di immigrazione e sicurezza, di salario minimo orario e anche di giovani e precari. Allora iniziamo, Pietro, a guardare il conflitto di interessi, che è una norma che accomuna il Movimento 5 Stelle e il PD, come tu stesso hai scritto. Raccontaci un po'. Sì, ho fatto un pezzo facendo un resumé di tutto quello che è un puzzle. Se uno mette insieme le varie tessere esce una sorta di figura in cui PD e Movimento 5 Stelle, quantomeno nelle vocazioni culturali e di finalità generale, sono vicini. Poi che propongano modi diversi per affrontare i percorsi è un altro conto, però quanto a finalità c'è una certa consonanza identitaria. Tanto che il Movimento 5 Stelle, considerando vari toni che ha preso nelle ultime settimane, sembra un po' di avere le fattezze dei vecchi DS dal 2000 in avanti. Uno vede la proposta sul conflitto di interessi, appunto, che è quella da cui sei partito, che insomma è un vecchio cavallo di battaglia della sinistra della Seconda Repubblica. La sinistra la rivolgeva in maniera molto feroce e tra virgolette anche un po' fondamentalista contro Berlusconi. Oggi, per cercare un po' di strizzare l'occhietto a quell'elettorato lì, il Movimento 5 Stelle la ritira fuori, anche se ancora non si è ben capito quali ne saranno i contenuti, perché all'inizio sembrava dovesse esserci una norma che impediva di candidarsi se si ha un capitale di 10 milioni di euro, poi questa norma è caduta, ci sono delle incompatibilità, ad esempio addirittura con i direttori e i vice direttori dei giornali, che quest'ora non potrebbero candidarsi se non si sono dimessi dall'incarico 6 mesi prima. Insomma, un po' c'è quel tentativo là di ideologizzare il tema dell'accesso alle istituzioni in senso restrittivo, che non fa bene alla democrazia, perché mai come ora la democrazia ha bisogno di risorse intellettuali, ha bisogno di eccellenze, quindi bisognerebbe più che rinchiudere tutto dentro un recinto di norme e capire chi è capace e chi no di ricoprire. E questo vale sia dal Presidente del Consiglio fino all'ultimo sindaco dell'ultimo comune. Insomma, c'è uno spostamento del discorso dell'accesso alle istituzioni dalla qualità umana, professionale, politica, dalla cultura e dal merito alla norma, che è un po' quello che è il tratto distintivo di un partito giustizialista come il Movimento 5 Stelle. Poi andando avanti, insomma, altri punti di contatto in comune sono l'idea del salario minimo. Anche questo, ci sono due proposte per quanto diverse, una del Movimento 5 Stelle e una del PD. Addirittura il Movimento 5 Stelle propone un salario di 9 euro lordi all'ora, che sarebbe un po' probabilmente fuori mercato, perché come dice l'ADAP, che è un istituto molto serio che si occupa del lavoro, il salario minimo solitamente viene fissato alla metà, circa il 50%, 55% del salario mediano, e quindi in Italia dovrebbe aggirarsi sui 6 euro, 5 euro, 56 euro, 9 è francamente troppo. Però se mi fai aggiungere una cosa volante, io ho notato un'altra cosa, ho notato una congiunzione
tra virgolette, una congiunzione astrale particolarmente interessante. Sì. Ieri Repubblica spara in prima pagina la questione dei voli che Salvini utilizza per fare campagna elettorale con un aereo della polizia. Tra l'altro tutti i ministri e i presidenti del Consiglio anche in passato, se capitava un appuntamento elettorale, ci sono sempre andati con mezzi mezzi di Stato, insomma mezzi che utilizzano per il loro incarico, quindi non è sta gran novità. Però quello su cui io volevo un attimo richiamare l'attenzione è questo. Allora, Repubblica pubblica questa roba qua. Certo. Oggi ho letto un'agenzia, fonti del Movimento 5 Stelle chiedono a Salvini di chiarire. Stamattina Di Maio sul Corriere della Sera dice Salvini si comporta come uno della casta. E poi la Corte dei Conti, oggi, ultimissima notizia, ha aperto un fascicolo su questa roba. Esplorativo, allora, dice Repubblica, un fascicolo esplorativo, esatto. Non so cosa significhi, comunque. Fascicolo esplorativo che, a quanto ho capito, non è ancora a carico di nessuno. Però, andando al titolo, Repubblica chiama, Di Maio risponde. Quindi c'è quel mondo lì, no? Tra mondo politico-culturale della sinistra e mondo del Movimento 5 Stelle, che anche se pubblicamente loro dicono di no, però si comincia a parlare, secondo me. Ma dopo il 26 maggio, secondo te questi toni si abbasseranno un po' tra i due vice premier? Bisogna capire, perché bisogna capire tante cose. Spesso c'è anche un non visto, no? Perché al di là del rumore, al di là di quello che emerge dai giornali, c'è anche tutto ciò che riguarda anche i rapporti personali, che in politica sono importanti. Guarda, io ti dico una cosa, secondo me c'era anche un po' di tattica, no? in questo agonismo tra i due leader, perché comunque i sondaggi certificavano che questo schema, secondo cui all'interno di una stessa squadra di governo ci fossero maggioranza e opposizione, no? Sempre nello stesso ambiente, tra virgolette, nei sondaggi rendeva il suo credito buono. Però secondo me questa situazione è un po' sfuggita di mano ultimamente, ed è un po' sfuggita di mano soprattutto quando, secondo me, da parte del Movimento 5 Stelle è cambiata completamente strategia comunicativa. Diciamo dal caso Siri, insomma, si sono accesi un po' i toni. Si sono accesi i toni e oltretutto è stato un bombardamento continuo su Salvini. Cioè anche il Movimento 5 Stelle in queste ultime settimane si è aggiunto al coro di tutti i fustigatori del ministro dell'interno. Anche il Movimento 5 Stelle ha sposato quelle tesi ridicole sugli strali, sulle accuse di presunti rigurgiti fascisti. Insomma, quando ha abbracciato i topoi, gli argomenti della sinistra, la situazione è un po' degenerata. Ora, che si abbassino i toni ci può stare, però ti dico anche una cosa, non è che il 27 maggio si può dire abbiamo scherzato, insomma secondo me questa è una roba che lascerà delle conseguenze, perché comunque i toni sono stati veramente molto molto accesi. Certo, Pietro, per quanto riguarda invece appunto il 26 maggio, ricordiamo 18 maggio, sabato, l'appuntamento alle 15 in Piazza Duomo, dove ci sarà il ministro Salvini e i suoi alleati in Europa. Tu ti sei occupato anche sul tempo di elezioni europee, hai scritto un articolo dal titolo "Torna il centrodestra, ma solo in Europa. Grandi manovre, prove tecniche di riavvicinamento tra Lega e Forza Italia". Salvini dice in Unione Europea possiamo combattere insieme, Silvio Berlusconi dice stop intese col Partito Socialista Europeo. Raccontaci un po' cosa hai scritto in questo articolo. Sì, questo è un po' un fatto nuovo e direi anche positivo di queste ultime settimane, cioè che tra Salvini e Berlusconi si sia riannodato un filo del dialogo che per ora riguarda soltanto il contesto europeo e a rigor di logica è anche una strada razionalmente
razionalmente percorribile, perché è chiaro che noi proveniamo da 5 anni in cui a livello di commissione l'assetto tra PPE e PSE è fallito completamente. Sì. Berlusconi nelle ultime settimane ha cominciato a teorizzare l'idea di un centrodestra europeo, cioè di un PPE che guardi per raggiungere i suoi obiettivi a quei movimenti sovranisti e conservatori con cui si possano trovare dei punti di contatto più forti e più credibili. Salvini è della stessa idea. E c'è da dire una cosa, che se voi avrete sicuramente letto l'intervista di Marine Le Pen stamattina sul Corriere della Sera, sì. Poi ci sarà la manifestazione di sabato, i sondaggi insomma davano dei numeri importanti sulla Lega. Oggi non si possono citare cifre perché siamo nel periodo congelato, tra virgolette. Quindi questo vuol dire che Matteo Salvini è per la costruzione eventuale di questo centrodestra europeo, sarà un interlocutore fondamentale, anzi probabilmente sarà l'interlocutore di tutta quella parte sovranista a partire dal 27 maggio. C'è da dire però che non tutto il PP è d'accordo, è noto questo elemento, è noto. Questa mattina c'è l'intervista della Merkel pubblicata dalla Stampa che utilizza dei toni molto, diciamo così, censori verso il ministro dell'Interno, però sicuramente se è stato l'uomo della campagna elettorale sarà anche l'uomo del post campagna elettorale, secondo me. E guarda, te lo dimostra anche un'altra cosa. Tu sai, ieri sera c'è stato il dibattito tra gli Spitzenkandidat candidati, cioè i candidati delle forze politiche europee alla presidenza della Commissione. La questione immigrazione è stata la questione principale del confronto e Timmermans, che è il candidato dei socialisti, ha attaccato molto pesantemente Salvini. E quindi questo vuol dire che comunque lui si è ritagliato un protagonismo anche nello scenario europeo, oltre che quello italiano. Sì, e poi ne approfitto, Pietro, per ricordare oggi alle 13:10 abbiamo la trasmissione che parla di Europa e di prossime elezioni europee, poi parliamo anche di spese pazze delle istituzioni europee. Avremo ospiti Alessandro Rico della Verità, Antonio Grizzuti e altri ospiti. Pietro, con te vorrei anche poi ricordare la figura di Gianni De Michelis. Tu hai intervistato su Il Tempo l'ex ministro della giustizia Claudio Martelli. Cosa ti ha raccontato di Gianni De Michelis? Ma nello specifico Martelli contestava la narrazione che di De Michelis hanno fatto i telegiornali subito dopo la diffusione della notizia della morte, cioè lui dice non è stato soltanto il politico delle discoteche e il politico che poi ha vissuto rovinosamente Tangentopoli, ma è stato molto di più. Infatti ecco, quella è un'epoca che va vista, cioè, in Italia c'è sempre un difetto di raffronto con la propria memoria, perché comunque tendiamo molto spesso ad approcciarci in maniera emotiva a quello che è successo. Oggi se pensiamo a quegli anni, no, ancora ci abbiamo in mente l'edonismo socialista, la Milano da bere, questi leader che ci davano la bella vita e poi incapparono nell'ondata, nella buriana tremenda di Tangentopoli. Invece le figure sono molto più complesse di questo e la figura di De Michelis lo dimostra. Io sia per informazioni che ho raccolto nel corso degli anni da protagonisti di quegli anni là, sia poi per letture che ho svolto, ho capito che De Michelis era una figura molto 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 ampia dal punto di vista intellettuale, molto rigoroso nello studio, nell'approcciarsi ai dossier, e soprattutto una figura che molto prima di altre e molto prima che si scatenasse la sbornia globalista, aveva capito che per comprendere anche le future dinamiche di casa nostra era necessario guardare oltre, guardare all'Africa, guardare alla Cina,
guardare al Sud America e aveva capito molto prima di altri che il fattore demografico di lì a 30 anni, quindi ai nostri tempi, dagli anni 80 fino ai nostri tempi, sarebbe diventato un elemento dirompente per gli assetti sociali. Ed è esattamente quello che sta avvenendo. Senti Pietro, tra il Viminale e la difesa, quali sono i rapporti tra il ministro Salvini e il ministro Trenta? Le ultime novità, gli ultimi aspetti del confronto politico hanno spesso messo in mostra una certa frizione. L'abbiamo visto ad esempio nel momento in cui c'era stato il riacutizzarsi della crisi in Libia, quando i governanti del governo di Tripoli avevano preventivato il riaccendersi in maniera molto importante, parlavano mi pare di 800.000 pronti a partire, della crisi migratoria. Se da un lato Matteo Salvini era coerente sulla sua linea di comunque un controllo dei porti chiusi, di evitare flussi massificati, il ministro Trenta dall'altro lato invece diceva no, facciamo entrare tutti perché sono tutti rifugiati. Dichiarazioni, ecco, tornando all'inizio della nostra telefonata, dichiarazioni anche queste perfettamente sovrapponibili con quello che dice la sinistra. Poi ultimamente c'era stato il caso di una nave della Marina Militare che aveva raccolto degli immigrati sotto da un'imbarcazione in avaria, mentre Salvini chiedeva delle verifiche sulla dinamica dei fatti, perché questo salvataggio era avvenuto non in acque italiane. C'era stata una risposta piccata del Ministero della Difesa in cui si ribadiva fiducia verso la Marina. Insomma, c'è un po' una frizione che va avanti da diverso tempo, che secondo me anche questa non è tanto derivante da magari difficoltà di convivenza nel governo, varie, ma è proprio dovuta ad una differenza di visione del mondo di fondo. Certo. Senti Pietro, di cosa ti occuperai prossimamente in questi giorni? Guarda, in questi giorni noi siamo tutta la stampa italiana è monopolizzata sulle frizioni nel governo, sulle scaramucce, sulle prese di distanza, vediamo. Insomma, ecco. Da qui purtroppo tanto ormai assodato che in questa campagna elettorale purtroppo non si parla di Europa in maniera approfondita. Insomma, siamo tutti catturati ed attratti da quello che sta succedendo nel governo. Vediamo, poi adesso leggo nelle ultime ore di un presunto spostamento al centro di Di Maio che vuole assumere i connotati di leader rassicurante. Vediamo quale sarà il prossimo. Oramai lo provate tutte, vediamo. Senti Pietro, quando vieni a trovarci qui in radio? Spero presto. Va bene, quindi da Roma verrai qui a Milano. Spero presto da Roma a Milano, perché volentieri farò volentieri una trasferta per venirti a salutare. Benissimo, allora Pietro, purtroppo siamo in chiusura, ti ringrazio per essere stato con noi ospite. Grazie a te e grazie agli ascoltatori. Ci risentiamo prossimamente, grazie mille a Pietro De Leo, giornalista del Tempo. Adesso andiamo in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collobati. Su Radio Padania Libera. Siamo nati facendo filo diretto con tutti voi. Pronto, sono Enrico da Vimodrone. Io mi sono rotto le balle di questa situazione. Fai cadere la... Maria, basta per Iacco, volevo sapere a che ora... La specialità della casa. Gli ascoltatori in prima linea. Senza filtri né censura. Sono Giacomo da Brescia, ho scoperto una connessione tra il Bilderberg e il prosciutto crudo. RPL, la rivoluzione è appena iniziata.
Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, vi ricordo il numero per chiamarci in diretta che è lo 0266 20 35 29. Adesso abbiamo in collegamento telefonico con noi la deputata di Fratelli d'Italia, la dottoressa Augusta Montaruli. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Grazie mille, benissimo, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora, dottoressa, come facciamo appunto con tutti i nostri ospiti, all'inizio ci conosciamo meglio, ci racconti un po' la sua esperienza politica e come nasce la sua passione per la politica e la sua vicinanza a Fratelli d'Italia. Ma allora, io quest'anno faccio 20 anni di militanza. Sì. Ho iniziato nel 99 nelle file del movimento studentesco dell'allora Alleanza Nazionale e poi da lì non mi sono più fermata. Praticamente dal consiglio di classe al Parlamento ho fatto tutto tranne il rappresentante in condominio. Poi per il resto ho fatto tutto, ho fatto tutto il percorso. Lei è torinese? Sì, sono torinese di Torino città, sono stata eletta nel quartiere delle Vallette, nell'estrema periferia di Torino e quindi nell'estrema periferia d'Italia, un collegio che era dato perdente, dove il centrodestra non aveva mai vinto. Sì. Con orgoglio posso dire di essere stata eletta in quel collegio, che peraltro è il mio collegio, l'ho sempre vissuto. Perfetto. Lei fa parte della Commissione Politiche dell'Unione Europea e anche della delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa. Ci sono delle novità per quanto riguarda queste sue commissioni? Ma guardi, è notizia di ieri che l'Unione Europea ancora una volta ci ha dato prova di essere molto distante dagli italiani. Lo sapete che ha iniziato questa procedura di infrazione nei confronti della regione Lazio, sì, in relazione all'assegnazione delle case popolari, dicendo che è discriminatoria nei confronti dei Rom. Ecco, penso che avremo da lavorare in commissione nei prossimi giorni, perché sono assolutamente intenzionata a fare una risoluzione in cui l'Italia finalmente richiami l'Unione per dire che non c'è nessuna discriminazione nei confronti dei Rom, anzi c'è una discriminazione all'incontrario nei confronti degli italiani, proprio sul tema dei Rom. Pensate soltanto ai minori, no? Io penso ai minori, guardi, io ho fatto 1000 sopralluoghi nei campi nomadi in questi anni, ovviamente chiedendo più sicurezza, più legalità. Poi vedo i minori che sono abbandonati in strada a fare accattonaggio. L'avesse fatto qualunque tipo di italiano, quel minore sarebbe stato strappato dalle mani della mamma e del papà. Con i Rom questo non avviene. Forse è ora di riequilibrare, ma non è riequilibrare nel senso che dice l'Unione Europea, riequilibrare nell'interesse degli italiani e in questo caso, nell'esempio che ho citato, dei minori che nulla possono. Perfetto, parlando proprio di Europa, prossime elezioni il 26 maggio, voi di Fratelli d'Italia avete ovviamente un programma. Quali sono i punti principali del vostro programma, le vostre battaglie per l'Europa? Ecco. Beh, intanto credo che la battaglia principale sia quella dell'immigrazione. L'Italia non può essere l'unica a tenersi sulle spalle il tema dell'immigrazione. Salvini sta facendo molto, voi sapete che noi non siamo al governo con la Lega, però sul tema dell'immigrazione stiamo sostenendo il ministro Salvini perché sta facendo molto su questo fronte. Noi ci augureremo però, al di là dei porti chiusi, anche di andare oltre e iniziare la politica dei rimpatri e quella dei blocchi navali. Blocco navali, però, sì.
Prego. È chiaro che questo passa dall'Unione Europea, perché sul tema dell'immigrazione l'Unione Europea ci sta lasciando completamente soli, senza andare a pensare alle coste del Mediterraneo, ma pensando a Clavier, dietro casa mia, nelle montagne, nelle Alpi, dove la Francia ci riporta indietro costantemente gli immigrati. Quella è la dimostrazione di come l'Unione Europea faccia solidarietà soltanto nei confronti dei paesi che vuole lei, la Francia, la Germania, e ci lasci sulle nostre spalle assolutamente soli a gestire un'emergenza che è ingestibile. Quindi la priorità per noi è assolutamente questa. Questo per quanto riguarda l'immigrazione. Altri punti importanti del vostro programma? Il tema dell'economia. Noi non possiamo vivere costantemente sotto il ricatto dei burocrati di Bruxelles, e questo influisce sulla nostra economia, sulle nostre scelte, sulle scelte che ogni governo, a prescindere dal colore politico, deve o non deve fare. Noi chiediamo meno austerità, chiediamo che ci sia più libertà, più riconoscimento nei confronti delle intenzioni delle politiche economiche degli stati sovrani, senza ogni volta che da Bruxelles arrivi il richiamo preventivo, così come è sempre avvenuto invece negli ultimi anni. Per noi lo spread è un numero, poi esistono però i numeri dei conti in banca reali degli italiani, che non sono fatti di titoli tossici, non sono fatti di fanta economia, e a quelli che noi pensiamo, ai risparmiatori italiani che per tanti anni hanno messo il loro gruzzoletto, il loro risparmio sudato con la fatica, con il lavoro, al sicuro, e non vogliamo certamente che questo venga sacrificato in nome delle politiche scellerate che l'Unione Europea fino ad oggi ha attivato, pensando più alla quantità di cioccolato, di cacao all'interno dei cioccolatini, piuttosto che ai reali bisogni dei paesi che compongono l'Unione Europea. Chiarissima. Questi giorni alla Camera quali sono state le discussioni più importanti? Si è discusso sulla riforma dell'assegno divorzile. Lei è stata, non so, relatrice di questo provvedimento. Ci può No, io me ne sono occupata per Fratelli d'Italia. Ecco. Sì, ci può raccontare quali sono le novità? Allora, in realtà le novità sostanziali, al di là dei proclami, ce ne sono veramente poche, perché il testo che recepisce che è stato presentato, scusate, da un deputato del PD e che recepisce le sezioni unite del 2018 della Cassazione, quindi recepisce già una sentenza che dava un'interpretazione rispetto alla normativa vigente, e non si discosta più di tanto da quella sentenza. Per capirci, era la sentenza che è succeduta ad un'altra sentenza che quella sì aveva fatto scalpore, che era quella con cui le sezioni unite avevano detto che il tenore di vita in costanza di matrimonio non doveva più essere considerato quale criterio per la quantificazione dell'assegno divorzile. Con questa sentenza delle sezioni unite e con il provvedimento che è giunto in aula, in realtà si fa un passo indietro rispetto a questo, perché al di là di quello che è stato detto, in realtà non c'è un divieto esplicito di considerare il tenore di vita quale criterio per la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Io avrei voluto un po' più di coraggio, francamente. Avrei voluto che si tornasse alla sentenza invece del 2017 e che quindi si vedesse la possibilità di conferire l'assegno divorzile solo nel caso in cui non vi sia l'autosufficienza di uno dei due coniugi e che di conseguenza poi si potesse quantificare. Così non è stato, e questo mi preoccupa, perché ancora una volta mettiamo nelle mani dell'incertezza del legislatore e quindi nelle mani della giurisprudenza, che poi si pronuncia sui vari casi di ricorso, il vero potere a decidere se questo assegno di mantenimento deve essere assegnato o meno. Perfetto. Dottoressa, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, chiamo da Napoli, mi ero messo Antonio. Sì, Antonio, prego. Signor Antonio, prego. Io volevo intervenire sul problema che c'è a Roma per quella assegnazione della Cassa Popolare alla Nomade, no? Sì. E io non ho sentito parlare di DNA dei bambini, perché a me sembra strano che una donna di quell'età abbia pensato 12 figli e
poi sono spariti questi figli, non sono più con lei. Bisogna vedere il dubbio che quei bambini appartengano alle altre famiglie. Allora io non consiglio parlare di fare il DNA a questi bambini, oppure magari attraverso un certificato di famiglia storico. Insomma, praticamente a noi fare il DNA a quei bambini ci costerebbe 3.000-4.000 euro, a fronte di un costo presuntivo di 200.000 del valore dell'appartamento. Quelle case pagate dagli italiani. Questo signore non ha mai pagato tasse. Queste persone che stanno godendo di questi frutti in Italia non hanno mai pagato tasse e che a mia memoria hanno commesso solo reati contro gli italiani. Dovete per quale motivo la Raggi abbia assegnato questa casa a questa signora senza approfondire bene la situazione? Primo. Sì. Secondo, vi dica. Prego. Poi volevo segnalare anche la nostra questione che riguarda l'uranio impoverito. Noi abbiamo 7.500 malati di cancro, tutte vittime dell'uranio impoverito, e 666 morti, tutte persone dai 20 ai 40 anni, tutti reduci da missioni di guerra. Allora, grazie mille signor Antonio. Dottoressa Montarulli, non so se ha ascoltato bene le problematiche che ha posto il signor Antonio. Allora, la prima l'ho capita, che è quella relativa all'assegnazione parliamo di quella, delle case ai Rom, soprattutto nell'episodio che ha coinvolto il sindaco Raggi a Roma. Allora, sul numero dei figli, su quello non mi pronuncio, perché si sa che ci sono anche per cultura, insomma, persone che hanno molti figli. Il principio che però deve essere salvato è prima gli italiani. Certo. Quindi questo vale che tu sia madre di 12 figli piuttosto che uno. È chiaro che poi nei parametri, soprattutto di assegnazione delle case popolari, viene in considerazione il numero di persone che poi devono andare a vivere in una casa. Però io dico anche questo, spesso nella formulazione dei bandi e nei criteri per l'assegnazione di determinati benefici, anche di ultimo il reddito di cittadinanza, non conta il vincolo di parentela, conta la convivenza. Okay? Quindi alla fine fare il test del DNA conta poco se poi i requisiti che vengono richiesti è quelli dell'effettiva convivenza e non del vincolo di parentela. Purtroppo ormai per quasi tutto, ma assegnazione case popolari, reddito di cittadinanza, me ne viene in mente un altro, non so, il gratuito patrocinio nelle questioni legali, conta il reddito, viene sempre calcolato il reddito del nucleo che vive nello stesso posto, e questo prescinde dal vincolo di parentela. Ecco, benissimo, chiarissima. Proprio sul reddito di cittadinanza volevo farle una domanda. Lei è intervenuta spesso sul reddito di cittadinanza alla Camera. Oggi leggevo una notizia del caso rinunce del reddito di cittadinanza. Dice il presidente dell'INPS Tridico, è assolutamente infondato, non esistono 130.000 casi di rinunce. Lei come commenta le dichiarazioni del presidente dell'INPS? Il presidente dell'INPS mi auguro abbia dei dati e che quindi parli con cognizione di causa. Rimane il fatto che il reddito di cittadinanza, mi perdoni, per me è una grandissima bufala, nel senso che si chiama reddito di cittadinanza e non va solo ai cittadini italiani, perché va anche a rom e stranieri. Questo è un dato di fatto. Questo cosa comporta? Che le risorse devono essere spammate con un numero molto più ampio di nuclei che ne fanno richiesta, con la conseguenza che noi abbiamo anche soggetti che dopo aver chiesto il reddito di cittadinanza si vedono riconoscere 40 euro. Poi vai a vedere chi è questo soggetto, eppure magari un soggetto che viene da un altro paese e vive nel nostro, e quindi non è un italiano. Allora, mettiamoci, dobbiamo avere le idee chiare, che ci sia una fascia di popolazione, e c'è, ed è numerosa, che vive in una situazione di assoluta difficoltà economica, che ancora ci fa parlare di crisi nel nostro paese, di crisi economica, è vero ed è reale, e che servano delle misure, come per dire, tampone a sostegno di queste persone, è sicuramente vero. Però al contempo
anzi, ancora prima di attivare delle misure tampone, è necessario instaurare un sistema, un circuito virtuoso di creazione di posti di lavoro. Perché alle persone che sono in difficoltà, la vera risposta che deve dare lo Stato è casa e lavoro. Sì, giustamente. Quindi non possiamo uscire fuori da questo principio. Invece così con il reddito di cittadinanza noi prima paghiamo, gli italiani pagano e pagano anche rom e stranieri e non si sono ancora innescate le politiche del lavoro, perché ci avevano parlato di questa grandissima rivoluzione dei centri per l'impiego. Io ancora oggi non vedo un giovane, un cinquantenne, una persona che entra nel centro dell'impiego e ne esce con un posto di lavoro in tasca, e questo è un problema. È un problema perché noi non possiamo pensare a un futuro dell'Italia senza avere una creazione di posti di lavoro, e questo vale sia per il lavoro dipendente sia per chi fa un lavoro autonomo che è soggiogato. Cioè il piccolo imprenditore, il piccolo artigiano ha visto solo negli anni aumentare le difficoltà, di ultima la fatturazione elettronica, che è una perdita di tempo. Per chi ha una partita IVA il tempo è denaro. Assolutamente sì. E allora noi non possiamo andare a attivare delle misure tout court assistenzialiste quando sul tema del lavoro non si sta facendo, credo, nulla. Perfetto. Dottoressa, le faccio un'ultima domanda, poi la lasciamo libera. Lei ha parlato alla Camera nella lingua dei segni alcune settimane fa. Ci racconti un po' com'è stata quell'esperienza? Ecco, cosa ha detto? Ecco. Ma allora la lingua dei segni in realtà è la mia lingua madre, perché io nasco da 2 genitori entrambi sordi profondi, quindi, quindi io la conosco per necessità di vita, però proprio perché la conosco per necessità di vita so che questo paese, l'Italia, so che la nostra nazione attende da troppo tempo il riconoscimento della lingua dei segni. Noi siamo l'ultimo paese in Europa che non ha ancora riconosciuto la lingua dei segni come lingua di una minoranza, che è quella legata alla disabilità, del sordomutismo e ovviamente delle famiglie che vivono questa situazione. Quindi il mio gesto in realtà è stato un gesto per richiamare l'attenzione su questo tema, che è un tema che forse non riguarda, così non desta l'attenzione dei mass media, ma che esiste perché una persona sorda ha il diritto di poter comunicare con la propria lingua e soprattutto di essere capito. Progressivamente la scienza sta facendo dei passi da gigante per aiutare i bambini a sentire, però esistono anche i bambini che non riescono a rispondere in modo adeguato alle cure e devono ricorrere alla lingua dei segni, e poi esiste tutto il mondo degli adulti che non possiamo accettare se vogliamo essere una nazione civile viva nel silenzio più assoluto. Grazie mille. Ho cercato di fare rumore con il silenzio. Sì, allora dottoressa, non so se lei ha altro tempo per 2 telefonate oppure deve andare. No. Ecco, grazie mille. Allora sentiamo, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, prego. Dunque, senta, io un po' di giorni fa ho letto sul Libero tutte le minacce che si stanno rivolgendo addosso a questo povero ragazzo, a questo nostro Salvini, che sta cercando di distruggere tutte le macchine che tutti gli altri, durante gli altri partiti, hanno governato, hanno fatto riempire. Mafie di tutta l'Italia, dall'Italia, di tutto il mondo sono venute qua. Adesso che quest'uomo sta cercando di far pulizia, per liberarci di questa peste di Odona, io non vedo come il Presidente della Repubblica non interviene in difesa di quest'uomo. Sì, va bene, sia tranquillo. Allora, sentiamo un'altra telefonata, dottoressa Montarulli, prego. Sì, buongiorno, parlo da Brescia. Non Prego. so se è una fake news, come si dice al giorno d'oggi, però Radio 24, che si sa di chi è vero che Roma ha 18 miliardi di buco? Altro che il buco nero che c'è nell'universo, che si fa lì?
Grazie. Grazie mille. Allora, dottoressa Montaruli, come commenta le parole del nostro primo ascoltatore che parla di offese al ministro credo Salvini? che Salvini si sappia difendere da solo e non si faccia intimorire, diciamo, da pagliazzate, perché poi sono pagliazzate di poche persone in giro per l'Italia. Poi le piazze dimostrano che ha un consenso in questo momento molto forte, quindi che credo che il calore della gente lo riscaldi e lo motivi e non ci sia bisogno di altro. Poi ovvio, se ci fosse qualcuno più in alto di lui che ne prendesse le difese, ma nei suoi confronti, come chiunque subisce delle intimidazioni, sarebbe ben gradito. Per quanto riguarda la capitale, invece il buco di Roma c'è. È una stratificazione di responsabilità negli anni, il governo sta mettendo mano a questo problema con il decreto crescita, aspettiamo insomma di vedere il testo finale e di lavorarci alla Camera. So che sono stati presentati numerosi emendamenti anche dalla maggioranza, oltre che da Fratelli d'Italia, e quindi andremo a lavorare in quel senso. Perfetto, allora dottoressa, grazie mille per la sua disponibilità, per essere stata qui con noi oggi. Ci risentiamo prossimamente se lei ha piacere di intervenire con noi. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Un abbraccio, buon lavoro. Grazie mille ad Augusta Montaruli, la deputata di Fratelli d'Italia. Adesso Giulio dalla regia mi dice sì, ok. Abbiamo Antonio, prima una chiamata e poi avremo Anna Bono. Allora sentiamo, pronto? Pronto? Pronto signora? Ecco, abbiamo un ritardo, signora, abbassi la radio, altrimenti Giulio abbiamo un ritardo. Vediamo se c'è la professoressa Anna Bono in collegamento telefonico con noi. Sì, allora buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Grazie mille per aver accettato come al solito il nostro invito. Allora, professoressa, cosa ha detto la Corte dell'Unione Europea no ai rimpatri dei rifugiati nei paesi di origine se la loro vita è a rischio? Ci racconti un po', lei ha letto questa notizia? Ho letto la notizia, ho letto anche la sentenza della Corte di Giustizia, perché ho voluto leggere proprio il testo, perché a volte i giornali travisano o interpretano in maniera non del tutto corretta. In effetti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che fin tanto che un cittadino di un paese extra Unione Europea o una polide, cito tra virgolette, abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, ecco, questa persona deve essere qualificata come rifugiato. E quindi, questo status non può essere revocato se gli è stato assegnato e non gli può essere negato. Benissimo. Professoressa, quindi in sostanza una persona che chiede asilo non può per nessun motivo essere respinta. Anche, e qual è la questione fondamentale? La questione fondamentale è che la Convenzione di Ginevra, quella sui rifugiati, stabilisce che sì, una persona che se rimandata in patria rischia di subire violenze, limitazioni della sua libertà e via dicendo, non può essere rimpatriata a meno che diventi questa persona un pericolo per la sicurezza del paese e quindi cosa che fa venir meno il suo diritto a essere ospitato. Invece questa sentenza, questa dichiarazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nega revoca in pratica questa condizione posta dalla Convenzione di Ginevra, sostenendo che comunque, siccome la persona in questione è rimandata in patria, comunque, anche se costituisce un pericolo per
o ha già commesso dei reati nel paese che lo ospita, siccome comunque questa persona verrebbe rimandata in un paese dove per esempio si pratica la tortura o comunque c'è il rischio che incorra in forme di violenza, e questa persona non può essere rimandata a casa, ecco, non può essere rimandata nel suo paese perché prevale il diritto umano di non correre il rischio di subire violenze e limitazioni alla libertà. È una sentenza, è una decisione abbastanza importante perché cambia radicalmente, per esempio nel caso del decreto della legge sicurezza varata in Italia quest'autunno, cambia nettamente le condizioni e crea un problema serio secondo me, perché non poter rimandare per nessun motivo e dover comunque considerare rifugiato, che poi è uno status giuridico molto preciso, chiunque, anche se si tratta di una persona che ha commesso dei reati, che una persona che rappresenta un pericolo per la comunità che lo ospita, è una responsabilità molto grave secondo me. Professoressa, chiarissimo, abbiamo una telefonata, vediamo se su questo tema, chi è in linea? Sì, pronto, buongiorno, amici da Milano. Ciao, prego. Allora, innanzitutto questi organi che emanano le sentenze sono organi non eletti da nessuno, cioè decidono autonomamente. Punto 2, dovrebbero chiedere alle persone, sono d'accordo, cioè cittadini europei se sono d'accordo con questa sentenza, e non lo fanno. Punto 3, il modo di aggirare semplicemente da queste sentenze farlocche è semplice, basta uscire dalla Corte europea dell'uomo. Non tutti i paesi d'Europa ne fanno parte, proprio perché ogni tanto emanano le sentenze contro i cittadini stessi o contro gli stati. Quindi basta uscire, scindere il contratto, tra parentesi, questo accordo, e automaticamente noi ne facciamo parte. Quindi non dobbiamo recepire nessuna emanazione di queste forze autonome, che poi non rispondono mica cittadini, rispondono a ben altre organizzazioni sovranazionali. Basta uscirne, semplice. Grazie. Dovrebbe essere, oppure il ministro dell'interno a pungolare il ministro degli esteri. Semplicissimo. Ciao. Grazie mille. Giulio, non so se abbiamo un'altra telefonata. Professoressa, ha sentito? Sì, ho sentito, grazie. Prego, vuole commentare? Il problema è che noi facciamo parte dell'Unione Europea e quindi bisognerà affrontare anche questo problema. Non a caso stiamo andando al voto per le europee e dobbiamo riflettere su come votare, proprio perché far parte dell'Unione Europea comporta dei vincoli, e però la composizione del Parlamento europeo diventa importante proprio al fine di affrontare in un modo o in un altro determinate importanti questioni. Una è questa. Tra l'altro c'è un dettaglio che mi ha colpito, perché il parere della Corte di Giustizia dice fintanto che il cittadino di un paese extra Unione Europea o una apolide, ecco, fintanto che e quindi in un certo senso avanza una discriminazione, perché se il diritto di non essere rimandati in un paese dove poi si corre pericolo è un diritto universale, dovrebbe valere per chiunque, non soltanto per un paese extraeuropeo. Capisco che è un po' paradossale, in Europa, nell'Unione Europea non ci sono paesi che torturano o che, però se io, italiana, ritenessi di essere in pericolo nel mio paese e chiedessi asilo alla Germania, ecco, la Germania, siccome non sono un cittadino extra Unione Europea e non sono una apolide, potrebbe benissimo negarmi negarmi asilo. È un po' curiosa anche questa. Certo. Anche perché però posso aggiungere una cosa, perché questo va in una direzione che
su cui rifletto ogni tanto e che un po' mi preoccupa. Scusate, sono raffreddata. Sì. E cioè il rischio che prima o poi si incorra in qualche incidente diplomatico, perché se io, governo italiano, non rimando in Senegal un cittadino senegalese che mi ha chiesto asilo perché nel suo paese c'è il rischio fondato che possa subire torture, violenze e via dicendo, sto avanzando nei confronti del governo del Senegal, di cui sto facendo esempio, sto avanzando un dubbio serio, e cioè che questo paese non sia in grado di tutelare i propri cittadini o addirittura sia la causa che mette in pericolo la vita dei cittadini senegalesi. E questo prima o poi, ripeto, potrebbe anche suscitare qualche reazione da paesi che vengono in questo modo classificati come paesi non sicuri, paesi in cui i governi, guidati da governi che non si preoccupano o addirittura minacciano l'integrità fisica e morale dei loro cittadini. Benissimo, questa è una questione ben seria. La interrompo un attimo perché andiamo in pausa, ci sentiamo tra pochissimo. Sono Gabriella Monti, diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai baciata, son qui stordita, preoccupata. Ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Bacini, bacetti e baciotti. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici e carissime amiche di RPL, in collegamento con noi la professoressa Anna Bono. Professoressa, prima di continuare la nostra chiacchierata abbiamo altre 2 telefonate, sentiamo. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono io? Certo, Salve. è lei. Salve, chiamo dall'Umbria. Sì, prego. L'Europa deve seguitare a resistere solamente per smettere di farci la guerra fra di noi, le guerre del 15-18, eccetera, eccetera. Per il resto ogni paese deve essere indipendente, libero, ma non è possibile che fanno una legge che se un nigeriano è un assassino al suo paese non possiamo rimandarlo perché altrimenti viene messo in galera o viene mandato alla fare la gogna, insomma. È possibile fare delle leggi così idiote e cercare di imporle a tutti gli altri paesi? È assurdo, veramente assurdo. Va bene, grazie. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
buongiorno, Stefano da Milano. Ciao Stefano. Senta, ma io non capisco, ma voi la chiamate ancora democrazia questo sistema? Cioè è lampante quello che sta venendo fuori, che questo è un regime dove ci sono delle bande che si combattono tra di loro, quindi le bande sono quelle del 92 con Mani Pulite e poi delle altre, cioè questo è proprio se c'è un principio che sta venendo fuori, che questa è una finta democrazia e che la democrazia è una finzione. Benissimo. Va bene. Grazie, grazie. Ciao. Professoressa, vuole commentare velocemente? Non so bene come commentare se non dicendomi d'accordo. In effetti io capisco l'indignazione di chi di fronte a una legge, non è una legge, a una sentenza come questa, che comunque ha la sua rilevanza. L'idea che i diritti umani vanno rispettati, la tutela dei rifugiati è sacrosanta e non per niente dal 1951 c'è una convenzione internazionale a cui hanno aderito quasi 150 paesi, l'Italia quasi subito, e questa tutela non solo è sacrosanta ma è effettiva. Non si mette in dubbio che una persona che fugge per salvarsi la vita deve essere accolta, tutelata, protetta e men che meno rimandata in patria. Ma qui oltretutto io voglio ricordare questo, tutti questi discorsi si fanno a partire dal fatto che da alcuni anni in Europa sono arrivati e continuano a cercare di arrivare delle persone che non sono in fuga da situazioni disperate e per mettere in salvo la loro vita. Sono persone che chiedono asilo, cioè affermano di essere profughi, di fuggire per salvarsi la vita, solo per non essere rimandati indietro, e difatti nella maggior parte dei casi, al 90% dei casi, anzi persino un pochino di più, la richiesta lo status di rifugiato non viene concesso perché mancano le condizioni. Proprio nell'estrema garanzia di non rimandare in patria qualcuno che in patria potrebbe incorrere in pericoli, esiste una seconda forma di protezione internazionale che si chiama protezione sussidiaria. Più di così non so che cosa si possa fare. Quando poi però una persona che ha ottenuto lo status di rifugiato oppure protezione sussidiaria delinque, spazza droga, ammazza delle persone, si capisce che i cittadini italiani, i cittadini europei in generale, chiedono protezione, tutela e giustizia. Professoressa, parliamo di un altro argomento. Sia il Corriere della Sera che la Gabanelli hanno scritto che gli immigrati illegali non sono poveri, anzi sono di ceto medio, cosa che ovviamente lei dice da tanti anni nei suoi diversi libri. Anche il ministro Salvini appunto ne ha parlato. Ci racconti un po' come commenta queste dichiarazioni? Le commento quando le ho lette rimanendo tutto subito senza parole, perché non capisco come dei giornalisti, dei giornalisti che hanno accesso alle notizie, alla fonte, agenzie di stampa, siano così isolati da non aver colto un dibattito e non essere al corrente fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, di un fatto che ormai tutti conoscono. Io nel 2015, forse per prima, anzi sicuramente per prima, ho cominciato a parlare del fenomeno dell'immigrazione illegale in termini nuovi, mettendo in evidenza, ma di lì in poi se ne è parlato a livello nazionale e internazionale, ci sono dei libri. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, hanno
pubblicato documenti dettagliatissimi. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha pubblicato un documento di 170 pagine dove c'è la descrizione dettagliata dei prezzi, del percorso che gli illegali seguono per poter raggiungere l'Europa, e improvvisamente invece, quasi come fosse uno scoop, ci troviamo, ci viene detto gli africani che migrano illegalmente sono di ceto medio. Tra l'altro io ricordo che la prima volta che mi sono permessa di scrivere appunto che usare questo termine ceto medio, sono stata attaccata in questi termini, ma in Africa non esiste un ceto medio, e vabbè, sono andata avanti. Mi stupisce, mi domando quanto siano a scatola chiusa, quanto siano isolati e impermeabili gli ambienti culturali, gli ambienti dell'informazione se succede una cosa come questa. Benissimo. Allora, professoressa, le faccio un'ultima domanda, le chiedo di essere molto sintetica perché purtroppo dobbiamo chiudere. In Bangladesh, no? Lei ha scritto, se non sbaglio, sulla Nuova Bussola Quotidiana, sono state scoperte decine di agenzie di viaggi che organizzano viaggi clandestini, giusto? Sì, ecco appunto, siamo in argomento. Le autorità del Bangladesh, in seguito al fatto che il 10 maggio è affondato un'imbarcazione nel Mediterraneo e l'incidente peggiore dall'inizio dell'anno, circa 70 persone sono morte, molte, 37, provenivano dal Bangladesh. A partire da questo le autorità del Bangladesh si sono attivate e hanno scoperto che decine, l'informazione che ho io parla di almeno 88 agenzie, delle agenzie di viaggio in realtà organizzano questi viaggi illegali, clandestini, tra l'altro proponendo questi viaggi mentendo, nel senso che offrono, ovviamente sotto pagamento dal Bangladesh, si parla di migliaia e migliaia di dollari, offrono il servizio completo di trasferimento dal Bangladesh all'Europa, dal Bangladesh all'Italia, sostenendo che è un viaggio aereo, per esempio, mentre poi invece quando le persone che hanno accettato di mettersi in viaggio si ritrovano a viaggiare nel modo che sappiamo, insicuro, passando da un paese all'altro, ormai è troppo tardi per tornare indietro. E quindi ecco qui un esempio di ciò che dicevamo prima, con un'aggiunta, perché una cosa che vorrei aggiungere, sintetica. Dal Bangladesh arrivano molte persone e io ho saputo già qualche anno fa che uno dei motivi per cui arrivano tante persone è anche che hanno i mezzi per farlo. Come il Bangladesh è un paese dove è molto diffuso il microcredito, un tipo di finanziamento, ecco, e io non ci avevo pensato, poi l'ho scoperto tempo fa. Ci sono molte persone che usano il microcredito proprio per procurarsi l'importo necessario per pagarsi il viaggio illegale. Perfetto, allora professoressa, la ringraziamo per essere stata qui con noi come sempre. Io ringrazio disponibile, voi. Ci risentiamo prossimamente, buon proseguimento di giornata. Anche a voi e grazie, a presto. Grazie mille. Allora, dalla regia, Giulio mi dà l'ok, abbiamo in collegamento telefonico con noi il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio Giacomo La Pietra. Buongiorno senatore, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la sua passione per la politica, la sua vicinanza a Fratelli d'Italia, anche la sua esperienza politica. Prego. Io ho iniziato a fare militanza politica quando ancora c'era il movimento sociale, poi ho fatto il passaggio del movimento sociale in Alleanza Nazionale, poi
Alleanza Nazionale si è fusa con il PDL, poi il PDL a un certo punto, sapete benissimo, è ritornato all'origine Forza Italia, e a quel punto lì io correttamente, perché ero stato eletto in consiglio provinciale con il PDL, ho finito il mandato come capogruppo PDL e poi sono ritornato alla mia casa madre, che è quella della destra italiana, quindi Fratelli d'Italia. Questo per sintetizzare, e tutto questo l'ho fatto in un territorio dove non è facile fare politica, che era il territorio toscano. Sì, no? lei è toscano, sì. Esatto, io sono toscano, sono pistoiese, sono stato eletto nel collegio Prato Pistoia, dove ancora oggi dico che fra comunisti e cinesi non ci manca niente, però le cose stanno cambiando, quindi è positivo. Senta, lei poi fa parte della Commissione Agricoltura ed anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ci può raccontare se ci sono delle novità sia nella Commissione Agricoltura e sia in quella per le questioni regionali? Allora, parto da quella della Commissione regionale, che è molto più semplice. Lì praticamente ci limitiamo a dare dei pareri ai vari atti sia della Camera che del Senato che vanno a impattare eventualmente sulle politiche regionali, quindi non, diciamo così, è più una commissione, diciamo, di analisi della correttezza burocratica giuridica degli atti. Per essere molto chiari, per andare un po' a sintetizzare, anche perché non voglio annoiare gli ascoltatori. La Commissione Agricoltura invece è una commissione importante, perché riguarda uno degli asset primari del nostro sistema produttivo. Sapete benissimo che l'agricoltura italiana è un'eccellenza, considerata un'eccellenza in tutto il mondo, soprattutto per i nostri marchi, i nostri prodotti, quindi una tutela di questo sistema produttivo è importante. Devo dire che la Commissione Agricoltura, al di là delle posizioni politiche, c'è un clima, come posso dire, di collaborazione, perché comunque i problemi inerenti all'agricoltura poi sono, al di là, ripeto, delle posizioni politiche, sono problemi che vanno risolti, cioè voglio dire, se c'è dei problemi sul raccolto non è un problema di destra o di sinistra, bisogna agire. Noi qua, senatore, abbiamo una trasmissione dedicata completamente al mondo dell'agricoltura il venerdì dalle 13:10 alle 14 con Lorenzo Viviani. Non so se lei ha un buon rapporto con Lorenzo Viviani. Non è buono né cattivo, perché non ci conosciamo, quindi va bene. Però, che poi è deputato, ovviamente. Sì, esatto, dovrebbe essere alla Camera. Però, detto questo, voglio dire, se si deve parlare di cultura sono sempre a disposizione. Sì. Se mi posso permettere, dico, la politica serve in alcuni momenti, serve sempre per dare degli indirizzi precisi e per fare in modo che ci siano delle applicazioni veloci delle leggi. Mi riferisco, per esempio, se posso, alla questione che credo sia conosciuta da tutti, della Xylella in Puglia, che sta distruggendo tutti gli ulivi del Salento. Sì, tra l'altro c'è una notizia dall'Unione Europea, no? Quale? Perché ce n'è più di una. Che dice non esiste ancora una cura in grado di eliminare questo batterio. Esatto, infatti qui stiamo cercando di decidere abbiamo deciso proprio ieri è stato votato un decreto in cui è stato trasformato in legge un decreto in cui praticamente si eliminerà tutte le piante malate, perché dobbiamo in qualche modo intervenire, ma qui c'è una responsabilità, se mi permette, politica da parte della Regione Puglia, perché questa storia della Xylella non è che nasce oggi, è già da diversi anni, 7-8 anni minimo che c'è, e da un focolaio che poteva essere subito in qualche maniera controllato, c'è stato una disattenzione, per essere benevoli, da parte del governo della Regione Puglia, e che ha trasformato questo focolaio in un'emergenza nazionale. E poi guardi, il problema non va solamente per le olive, per l'olio, sta coinvolgendo anche un pochino tutti. Io per esempio sono, come ti dicevo, un pistoiese,
da noi a Pistoia c'è uno dei distretti più importanti del florovivaismo. Certo, sì. E ci sono delle aziende nostre che hanno ricevuto delle disdette di ordini da parte di aziende francesi, tedesche del nord Europa per l'acquisto di piante ornamentali con la scusa che potrebbero essere infette da xylella. Quindi questa storia sta un po' coinvolgendo, poi gli altri chiaramente, soprattutto i francesi, se ne approfittano, no? Perché come ben si vede, cioè i nostri cugini d'Oltralpe, come dice il proverbio, parenti serpenti, no? Ecco, è proprio su stanno questo... facendo di tutto per danneggiarci, no? E certo, è proprio sulla Francia, no? Volevo farle una domanda, perché la Toscana, specialmente per quanto riguarda il trasporto locale, adesso è finita nelle mani di un'azienda francese, giusto? Guardi, questa è una cosa veramente paradossale. È una storia che è iniziata diversi anni fa, anche qui, credo 7-8 anni fa, con la decisione da parte della Regione Toscana di fare un bando pubblico, chiaramente, che però comprendesse tutto il trasporto pubblico della regione, cioè di tutta la regione. Quindi un bando enorme, credo che si parli di qualche miliardo di euro, penso 4-5 miliardi di euro, che peraltro la legge ha proibito di fare questi bandi così grandi, perché comunque va in qualche maniera a incidere sulla libera concorrenza, perché è chiaro che per fare un bando di questo tipo ci vuole delle strutture molto forti. Cos'è successo? A questo bando comunque tutte le aziende toscane si sono unite in un consorzio. Mobit si chiama questo consorzio. Devo sottolineare che tutte le aziende toscane del trasporto pubblico sono tutte aziende sane, quindi con i bilanci a posto, e in contrapposizione si è presentata una piccola azienda della provincia fiorentina, non faccio nomi per non mi sembra corretto, comunque una piccola azienda con 20-30 dipendenti che di fatto ha potuto presentarsi perché i requisiti per partecipare a questa gara gliel'ha date un'azienda francese che ha il monopolio del trasporto pubblico nell'Île-de-France e che ha i bilanci consolidati grazie allo Stato francese, quindi è un'azienda di Stato. È un'azienda controllata direttamente dallo Stato francese. Bene, c'è stata tutta una serie di ricorsi in merito a queste vicende. E cos'è successo fondamentalmente? Che la Corte europea, non mi meraviglio di questo perché il pensiero che guida la Corte europea sicuramente non è a favore degli interessi italiani al momento, poi vedremo dopo il 26 di maggio cosa succederà, però al momento sicuramente non tutela al massimo gli interessi italiani, non sono nella priorità di questa cosa, e quindi non ha risposto in maniera molto chiara a tutti i quesiti che erano stati fatti, solo in parte. Ma di fatto cosa dice la sentenza della Corte europea? Rimandiamo alle leggi nazionali. Bene, il Consiglio di Stato si deve ancora pronunciare, si pronuncerà a ottobre, ma Rossi, il presidente della regione toscana, ha deciso di affidare comunque all'azienda francese, ha fatto di fatto l'affidamento all'azienda francese, e lo ha fatto e lo ha comunicato un giorno insieme al ministro dei trasporti francese qualche settimana fa. Cioè, questo è assurdo, non si capisce per quale motivo il presidente della regione toscana abbia voluto dare l'aggiudicazione senza aspettare di fatto il pronunciamento del Consiglio di Stato. Secondo me è una forzatura che è stata fatta dal Presidente, forse per mettere di fronte il Consiglio di Stato a un fatto compiuto, però è inaccettabile da questo punto di vista, sia dal punto di vista politico ma anche da un punto di vista amministrativo. Certo, chiarissimo. Senatore, per quanto riguarda appunto il 26 maggio, voi di Fratelli d'Italia, che programma, che idea di Europa avete? Un'idea che metta al centro la sovranità nazionale, e d'altra parte noi siamo un partito sovranista dove gli interessi nazionali sono al primo punto. Noi immaginiamo un'Europa dove sia una confederazione di stati nazionali, dove
l'Europa possa, come posso dire, creare una cornice per quanto riguarda la politica estera europea, per quanto riguarda la politica della difesa, la politica economica generale di tutta l'Europa, però all'interno di questa cornice ogni singolo Stato può e deve attivarsi affinché gli interessi nazionali siano preminenti, cioè fondamentalmente, se posso sintetizzare, faccia Roma quello che può fare meglio sicuramente di Bruxelles. Sì, in sintesi, molto in sintesi comunque. Sì, per quanto riguarda invece i suoi prossimi appuntamenti, per quanto riguarda anche la sua vicinanza a Giorgia Meloni. In che senso? Dico, la Giorgia Meloni, no, sta girando un po' l'Italia, ecco. Quindi lei, non so, sarà vicino a lei in questi giri, questi tour? Ma io mi sto occupando fondamentalmente della campagna elettorale sulla Toscana, quindi sono sempre impegnato a girare, perché noi abbiamo anche le amministrative insieme alle europee. Sì. Quindi chiaramente tutte le volte che Giorgia viene in Toscana io sono sempre al suo fianco. Ecco. Come potrei non essere? Benissimo. Allora, senatore, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi questa mattina. Grazie a voi. Ci sentiamo prossimamente in radio. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, tanti saluti a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Grazie mille al senatore Patrizio La Pietra per essere stato qui con noi. Allora, vi ricordo più tardi l'appuntamento dedicato all'Europa e alle prossime elezioni europee alle 13:10 fino alle 14. Avremo ospite Alessandro Rico, giornalista della Verità, Antonio Grizzuti, giornalista della Verità, Lorenzo Castellani, politologo della LUIS, e poi anche Vito Comencini, deputato della Lega. Adesso ascoltiamo l'intervento del ministro Salvini. Giulio è pronto. L'intervento del ministro Salvini di questa mattina in Puglia, e noi ci risentiamo dopo. Grazie a tutti. Detto, non ci riuscirai mai e non devi farlo. L'ho fatto con orgoglio perché per me una promessa è debito: smontare pezzo per pezzo la legge Fornero, restituendo diritto al lavoro, alla vita e alla pensione a milioni di italiani. Anche qua. Poi l'Europa decide delle tasse, ci stanno dicendo che dobbiamo aumentare l'IVA per 20 miliardi di euro. Non ci penso neanche ad aumentarla di mezzo centesimo di euro, perché le tasse in Italia, anzi, se ci date il mandato di andare a contrattare, facciamo l'esatto contrario. Non solo l'Italia non può permettersi nuove tasse, ma l'Italia ha estrema urgenza di abbassare le tasse che già oggi ci sono su chi lavora, sulle imprese, sui negozi, su chi crea ricchezza. Quindi, questo lo sto spiegando anche agli amici dei 5 Stelle, che abbassare le